Un Acregas manovriero veloce e tatticamente ben disposto supera il preliminare di Coppa Italia con la nuova Icea, grazie ad un tris di rete ed accede così al turno successivo. Primi minuti aggressivi dai ragazzi di Marco Coppa, che dopo qualche sortita pericolosa in avanti passa in vantaggio sugli sviluppi di un penalty. Tutto succede al 17°, l'Agregas batte un calcio di punizione dal limite contro un pino. Il pallone cozza contro un braccio di un difensore barcellonese e per l'arbitro non ci sono dubbi nel concedere il calcio di rigore. L'argentino Yama dal dischetto supera il portiere Sarupoli. La gara si ravviva ulteriormente, la compagine ospite del tecnico Ferrara cerca qualche sortita con Isgro, supportato dalla verve di Giovanni. Il biondo, Moi e Longo, ma la difesa di casa tiene bene. Fatale gli ultimi minuti del tempo, con l'Agregas che va a segno al 44° con Rechichi, che insacca sotto porta dopo un paio di respinte corte della difesa barcellonese. Poi ci pensa Lemura al 45°, con un diagonale alto all'incrocio, a chiudere i conti. Un primo tempo bello da parte a Cragantino, che mette in evidenza la buona intesa dei vari reparti e la mobilità dei giocatori con diversi giovani under al top della forma. Lungo l'elenco di Mauro, Lemur e il portiere sorrentino abile nelle uscite, ma c'è anche la prova convincente dei vari Sanseverino, Chiama, Trombino, Echeverrea e Rossi in difesa. Nel secondo tempo l'Agregas avrebbe potuto dilagare e sono state davvero diverse le occasioni per andare a segno con lo stesso Lemura, Sanseverino, Di Mauro e Rechichi. Poi la solita girandola di sostituzione e spazio per altri giovani di grande prospettiva. Adesso, domenica prossima 3 settembre, arriva una nuova sfida di Coppa con il Ragusa, però all'Aldo Campo. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Credo di sì, credo che oggi l'Agregas abbia fatto, soprattutto nella prima frazione di gioco, abbia fatto veramente una bella partita, oltre ad essere stata una partita di grande intensità, di grande attenzione tattica, ma poi sono state fatte alcune giocate come dici bene tu, che hanno anche fatto divertire chi era presente qui allo stadio oggi, per cui sono molto soddisfatto e contento dei ragazzi. Tatticamente e tecnicamente che partita è stata? Devo dirti che tatticamente è stata una partita preparata molto bene perché, come ho detto in settimana, io conosco bene loro, avendoli affrontati l'anno scorso 4 volte, conosco bene il mister, conosco come approccia le gare a prescindere dall'avversario, e quindi diciamo che noi siamo stati bravi pure, bravissimi ad affrontare durante la settimana, a fare nostri alcuni concetti, alcuni principi e a metterli in atto oggi, devo dire veramente alla lettera. Ai ragazzi non posso dire nulla, è stata veramente una bella partita e poi ovviamente la tenuta atletica per alcuni ancora non può essere al 100%, dobbiamo aspettare ancora un po'. Sì, vai. Parlavi di tenuta atletica, a che punto è la tua Acregas dal punto di vista percentuale, se possiamo darla? Sì, no, ma io vorrei dare una percentuale generica, ma non posso, perché purtroppo ci sono alcuni giocatori che la condizione la prenderanno prima, inevitabilmente per caratteristiche, per costituzione, e alcuni che la prenderanno dopo, per cui c'è ancora qualcuno che lo dovremmo aspettare ancora qualche settimana probabilmente, però devo dire in linee generali ragazzi per 70 minuti li ho visti quasi tutti bene. Ho visto tanta roba buona, nel senso che avete fatto decisamente a livello tattico e tecnico un ottimo lavoro. Io vi ho seguito tanto in allenamento, ho visto anche come ha giocato le prime amichevoli, quando anche insomma si trattasse di uno studio. Oggi vi siete messi a 4, ma vi siete messi con un 4-2-4 che a noi ricorda l'Agregas di Feola che vinse il campionato, dove a centrocampo c'erano Baiocco, Trofo, qua abbiamo Lemura, Sanseverino e lì davanti una batteria di attaccanti che è davvero formidabile, sia allora che quella di oggi. Come è passato a questo 4-2-4? Se mi sono sbagliato mi corregga. No, non ti sei sbagliato, io sono passato a un 4-2-3-1 più esattamente, perché inizialmente quando è iniziata la preparazione avevo in testa di giocare con una difesa a 3, però
dopo una decina di giorni ho chiamato il mio staff e ho pensato e ho detto loro che non era più possibile perché non c'erano le caratteristiche di alcuni dei miei giocatori per poter fare quel tipo di sistema, e a quel punto è l'allenatore che si deve mettere a disposizione dei giocatori che ha nel proprio organico, e quindi sono stato io a mettermi a disposizione loro. Mi fa piacere perché il 4-2-3-1 è un sistema che a me piace tanto, è quello che porto avanti da tanti anni e quindi lo conosco perfettamente bene. Oggi ho la conferma che probabilmente questa è una squadra che può fare benissimo anche il 4-2-3-1. Cosa ti è più piaciuto al di là del risultato ampio? Quindi... Mi è piaciuto, devo dire la verità, sembrerà paradossale, ma a me è piaciuta tantissimo la fase di non possesso della mia squadra oggi. C'è uno spirito di sacrificio da parte di tutti, soprattutto da parte degli attaccanti, che è la cosa che mi fa più felice. Voi avete parlato di giocate, sì è vero, abbiamo tanta qualità, si sono viste delle belle cose, però la cosa che mi fa più felice è stata invece la fase di non possesso, perché posso fare affidamento su quei giocatori anche un po' più avanti con l'età, con l'esperienza, posso fare grande affidamento perché corrono tutti all'indietro quando c'è da correre tutti all'indietro, e questa è la cosa che davvero mi fa più felice. Santo Russo, vittoria importante dell'Agragas che batte l'Igea Virtus 3-0 e passa il turno in Coppa Italia. Sì, una vittoria importante, era importante iniziare col piede giusto per noi, per la piazza, per i tifosi, per il mister, la squadra, e ci siamo riusciti. È stato un primo tempo importante dell'Agragas, poi un secondo tempo di controllo, è andata bene. Tutti hanno giocato una partita oltre la sufficienza, soddisfatti dell'organico messo su? Sì, soddisfatti di quello che abbiamo fatto, che hanno fatto i ragazzi, hanno risposto nel campo, e speriamo di continuare così. Direttore, un'Agragas quasi perfetta, batte nettamente l'Igea Virtus e accede al secondo turno di Coppa Italia. Sì, dai, diciamo che è stata una gara fatta bene, giocata bene nel primo tempo, gestita nel secondo tempo. Si vede che stiamo smaltendo i carichi di lavoro, ma non bisogna esaltarsi più di tanto perché è sempre calcio d'agosto. In evidenza i giovani hanno segnato Rechichi, che non è più un under ma è un 2002, e poi gran partita e gol di Lemura. Sì, noi paradossalmente guardiamo più i nostri giovani perché, chiamiamoli tra virgolette anziani, li conosciamo abbastanza bene. E devo dire che i nostri giovani stanno uscendo bene, era quello che ci auguravamo e perciò siamo contenti. Quanto è importante iniziare col piede giusto la stagione? Ma guarda, vincere fa sempre bene, si dice che la vittoria è la panacea di tutti i mali, perciò vincere fa sempre bene. Come avevo detto ieri, noi tenevamo al passaggio del turno, abbiamo fatto una buona gara, bene nel primo tempo, ma paradossalmente mi è piaciuto di più il secondo tempo perché abbiamo gestito la gara, l'abbiamo gestita bene senza rischiare nulla. L'ingresso in campo delle due formazioni, buon lavoro al cameraman Marco Lamendola. E questa è la Serie D, amici sportivi, una promozione strameritata dalla squadra bianco-azzurra, meritata anche dall'Igea Virtus, e oggi inizia la stagione ufficiale. Sugli spalti circa 800 spettatori, una buona presenza di pubblico per una gara di Coppa Italia, siamo ancora in piena estate. Eccole qui i nostri tifosi in curva sud, temperatura intorno ai 28 gradi. Siamo dentro il primo tempo di Akragas Nuova Igea Virtus. Pallone per Lemura, palla sul secondo palo per Di Mauro, la conclusione a giro, palla fuori di un niente, applausi per l'Akragas che gioca un buon calcio. Parte Trombino, c'è un netto fallo di mano e calcio di rigore per l'Akragas. Si è alzato il braccio, parte Jama, la conclusione, ha segnato l'Akragas, Christian Jama, 1-0, rigore perfetto, chirurgico. Verdura, attenzione, Di Mauro, passaggio per Jama, poi Trombino, la parata, super di Staropoli. L'Akragas è ancora lì. Battista Sena, poi la conclusione e la parata facile. Il Sorrentino ci ha provato Moi.
Palla sul secondo palo, Rechichi con la testa, palla fuori di un niente, applausi per l'Akragas, vicino al secondo gol. Leone, carica il destro, Sorrentino! Che parata di Sorrentino, palla in angolo. Palla sul secondo palo per Rechichi che stacca di testa, Rechichi salva sulla linea ancora Rechichi, ha segnato ancora l'Akragas con l'under Rechichi, insiste l'Akragas, Di Mauro, Jama vuole palla sul secondo palo, Litteri, Jama che palla per le Mura e sono 3, le Mura, Akragas 3, IGEA Virtus 0. Al 45esimo, non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo dominato dall'Akragas che va al riposo. Siamo dentro il secondo tempo di Akragas Nuova IGEA Virtus. Poi la conclusione, Sorrentino con una mano, palla in angolo, bella parata di Andrea Sorrentino. Leone si accentra, Leone carica il destro, la conclusione, palla in curva nord. Jama per Sanseverino, carica il destro, la conclusione, la parata in angolo di Staropoli che salva la porta dell'IGEA. Fischia Angelo, parte lungo, un tiro in porta, Sorrentino, attack sui guantoni, la palla è sua. Eceverria per Trombino, Litteri arriva prima sul pallone, poi chance importante per Greco, il destro di Greco, palla alta sopra la traversa, Akragas vicina al poker di reti, fischietta in bocca per Angelo, finisce qui, Akragas IGEA Virtus vince l'Akragas nettamente e con grande merito per 3-0.